Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, è tempo di ritornare dalle nostre stelle di Radio.0. Iniziamo subito questo nuovo inizio settimana con le ultime novità. Ariete, con la luna quadrata a Plutone in mattinata un possibile magnetico incontro speciale. Cercate però di non cacciarvi in situazioni intricate. Evitate competizioni e rivalità lavorative. La strada migliore è puntare su risultati appaganti per tutti. Parola delle stelle. Toro, nel pomeriggio, vista la luna in sestile a Giove, nell'attività in famiglia avrete la capacità di portare chiarezza anche nelle questioni più confuse. Con Urano amico, poi, alcune circostanze inattese vi convinceranno a innovare faccende ormai stagnanti. Gemelli, mattinata con la luna infastidita da Plutone e voi in continua apprensione e ansia. Con il passare delle ore però le cose miglioreranno sensibilmente, ci vuole solo un po' di pazienza. Superando pregiudizi e preconcetti scoprirete con stupore accanto a voi una persona davvero particolare. Cancro, grazie a Urano avrete un ottimo spirito di iniziativa per condurre in porto tutti gli affari che volete. Puntate anche sulla vostra proverbiale intuizione, vi aiuterà di certo. Fidatevi del vostro intuito, ancora una volta avrete la dimostrazione che la sa più lunga di 1000 logiche. Leone, pomeriggio con la luna e Urano contrari, costellato da malintesi e bisticci. Frenate inquietudini e affanni, d'altra parte tutto si risolverà in breve tempo così. Non ferite poi la vostra dolce metà criticando il suo operato in modo inopportuno, a volte infatti pensateci, siete proprio voi quelli incontentabili. Vergine, occhio alla distrazione in giornata. Nettuno e Giove opposti potrebbero infatti provocare qualche disguido pratico o causare un fastidioso equivoco con i colleghi, vi stanno avvertendo. Farete i conti con un imprevisto che dapprima vi spiazzerà, ma poi si rivelerà davvero vantaggioso. Bilancia, Venere avversa evidenzierà qualche incomprensione con chiamate. Fate una valutazione se state troppo dietro alla carriera e lasciate così poco tempo ai familiari. Fate un bilancio. Avrete bisogno di circondarvi di persone propositive e stimolanti in questi giorni perché sarete insofferenti verso la routine. Scorpione, non potete pretendere che le cose vadano sempre per il verso che dite voi. Non dimenticate che l'ascolto e l'empatia spesso fanno prodigi. Risponderete a un imprevisto con un sorriso. Tutto come per incantesimo prenderà il verso giusto in questo modo. Sagittario, Marte nel segno vi metterà addosso una gran voglia di cogliere ogni momento della giornata. La passione sarà intensa, fantasiosa e appagante pure. Con Giove inquadrato però dall'altra parte occhio al portafogli. La condizione delle vostre finanze infatti è un po' poco favorevole se vogliamo dirla così. Capricorno, inizio settimana di cambiamenti, li saprete apportare nei progetti in atto. Grazie a Venere e Giove potrete anche contare su una cospicua entrata di denaro. In mattinata la luna è quadrata a Plutone, attenzione quindi, attenti soprattutto a non esasperare tensioni e non innescare litigi. Acquario, Saturno nel vostro cielo vi sprona ad assumervi alcune responsabilità che vi competono. Fatelo senza sbuffare, sarete poi contenti e soddisfatti alla fine. Pomeriggio un po' agitato con la luna in Toro, non ingigantite i piccoli problemi con reazioni esagerate, questo è il consiglio delle stelle. E chiudiamo infine con i pesci. La luna in Toro in sestile a Giove oggi vi farà sentire bene, sarete piacenti ed energici, il vostro charme migliorerà in maniera esponenziale. Con Urano alleato poi riuscirete con poca fatica a risolvere una défaillance dovuta a un imprevisto. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle, ci ritroviamo domani con tutte le ultime novità, intanto una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0